In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 23 dicembre 2024. Finanziaria, trattative per chiudere in giornata. Nel fine settimana si sono susseguite le trattative per arrivare all'approvazione della finanziaria all'ARS. Sul maxi emendamento del governo Schifani l'opposizione minaccia l'ostruzionismo che potrebbe causare danni enormi alla Sicilia se si dovesse arrivare all'esercizio provvisorio. Il governo è disposto a ridurre le norme proposte, rinviandone molte ad altro provvedimento. In caso di accordo si potrebbe persino chiudere in giornata. La scelta di comprare siciliano. Tutti gli indicatori sono concordi, l'economia siciliana sta crescendo, ma il divario con le regioni del nord è ancora enorme e gli sforzi da fare per recuperarlo dureranno molti anni. Cosa possono fare i governi per accelerare questo progresso e cosa possono fare i cittadini che vogliono aiutare ed ottenere risultati positivi? La risposta è semplice: occorre rafforzare la produzione e il commercio dell'isola, ossia comprare prodotti siciliani. Terzultimi per rischio di povertà in Europa. Nel 2023 era a rischio povertà in Europa il 16,2% della popolazione, circa 72 milioni di persone. Ma questo rischio non è equamente ripartito tra le regioni. La regione più povera d'Europa è la Guyana francese, dove il rischio povertà è il 53% della popolazione. Seguono la Calabria con il 46% e la Sicilia con il 38%, terzultimi in Europa. È giusto a conferma delle due Italie, seconda in Europa è la provincia autonoma di Bolzano, con solo il 3,1% a rischio povertà. L'aeroporto di Catania vola a 12 milioni di passeggeri. Nuovo record dell'aeroporto di Catania che ha superato nel 2024 il traguardo dei 12 milioni di passeggeri ed è in costante crescita, potendo persino aspirare a diventare il quarto aeroporto italiano in competizione con Napoli dopo Malpensa, Fiumicino e Bergamo. Rispetto ai 10 milioni e 700 mila passeggeri del 2023 si è arrivati quest'anno a 12 milioni e 300 mila con un incremento che sfiora il 15%. Al porto di Palermo 1 milione di crocieristi nel 2024. Il traffico di navi da crociera nel porto di Palermo ha raggiunto risultati impensabili fino a qualche anno fa. Nel 2022 il porto di Palermo ha raggiunto i 600.000 passeggeri, nel 2023 si è arrivati a 940.000 e quest'anno con 236 attracchi di navi da crociera si è sfiorato il milione e per il 2025 la previsione di un ulteriore incremento. Un risultato degli sforzi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e degli operatori locali. Via libera del TAR all'osservatorio sulle Madonie. Il TAR di Palermo ha respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste e ha dato il via libera alla realizzazione sul Monte Mufara, nel Parco delle Madonie, dell'osservatorio astronomico e del telescopio FlyEye, che fa parte di una rete di osservatori europei dedicati alla sorveglianza di asteroidi potenzialmente pericolosi e a rischio di impatto con la Terra. Il sito è a 1865 metri ed è considerato perfetto per l'osservazione astronomica. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.